con Mattia Tahiti, chiamato insomma, a metà del secondo tempo a difendere la porta. Il risultato sicuramente ci ha acquisito, come dice qualcuno, però insomma interventi importanti e soprattutto una decina di minuti abbondanti a score zero. Insomma. Sì, era un momento che mi aspettavo da inizio anno, di avere la possibilità di dimostrare tutto il lavoro che sto facendo da inizio anno, dopo l'infortunio che ho avuto, la ripresa. Sono contento di essere entrato, ancora di più di aver preso 0 gol, quindi la strada è ancora lunga. La strada è sicuramente lunga. L'amico Giulio in diretta ha detto: queste sono due parate che valgono un rigore, quando c'è stato quei due tiri uno dietro l'altro. Insomma, detto da uno come Giulio, che di hockey ne ha immaginato per 50 anni, mi pare tanta roba. Sì, ora come un rigore non proprio, l'ebbrezza di parare il rigore è diversa come la punizione. Però sì, sono stati due bei interventi, non ho nulla da recriminare su questa partita, penso di aver fatto il minimo indispensabile e basta. Adesso insomma è stato, ora al di là del risultato, no, che potrebbe sembrare pesantissimo, però è stato, non me ne vorranno sicuramente i tifosi del Breganze, un allenamento importante in vista di quello che dovrà succedere giovedì. Sì, anche perché ora abbiamo la seconda partita, mi pare su 7-8 che abbiamo a gennaio. Ora giovedì è una finale per noi, dentro o fuori. Quindi sì, sicuramente è brutto da dire, ma è stato un allenamento molto importante.